Eder, Mech, Pallister. Il mistero del citofono. Il 22 dicembre sul citofono si legge la parola Ametur. Ed effettivamente quella parola era stata creata ad arte da qualcuno, tanto che il 23 gennaio del 2023, dietro questo pezzo di carta, riappare quasi per intero il marchio del citofono. Gli amici di Liliana Resinovic, a partire dal marito Sebastiano Visintin, ci hanno raccontato tantissimo di lei, dei suoi hobby e delle sue passioni, ma c'è qualcosa che non ci ha mai detto nessuno fino ad oggi. Partiamo però da lontano. Ricorderete tanto tempo fa una conversazione nostra con Fulvio Covalero, dove lui ci confidò che il suo alibi era la sua passione per la Formula 1. Lei descrive di aver visto Liliana in Viale Sanzio una mattina, la vede, però gira il viso come che non si vuole far vedere. Sì. È la mattina del 14? No, sarà 2 mesi prima, è che non mettono assieme le date, le informazioni. Credo che quella situazione si sia verificata, credo all'inizio di ottobre. E d'altra parte non sono nemmeno certo che fosse lei, perché sarebbe stato un comportamento che non era comprensibile per me. Mi è rimasto il dubbio se era lei, non ero nemmeno certo, però ripeto, questo a memoria doveva essere i primi di ottobre. Lei quella mattina dov'era? Sì, no, la mattina del 14 intende? Sì. Allora, succede questo, io spiego. Allora, io sono, da quando ho iniziato a correre, sono tifoso di Verstappen. Ok. Formula 1. Sì. Domenica 12 c'è stata l'ultima gara che praticamente ha vinto il campionato mondiale, no? Verstappen. E praticamente io non ricordo, perché non pensavo di dovermi ricordare cosa ho fatto il 12, 13, 14, 15, per dire. Però sicuramente ero a casa e mi sbloccavo a vedere i filmati che su YouTube venivano fuori di questa vittoria del campionato mondiale, per dire. Sì, non pensavo di dover giustificare il 14 cosa stavo facendo, ma quasi certamente l'ho trascorso a casa. Da solo, ovviamente. Certamente sì. Però questo le è stato già chiesto? Mai, Ok. no, mai, nessuno mi ha chiesto cosa ho fatto il 14. E adesso andiamo a vedere quindi la nuova stranissima coincidenza che lega nuovamente Liliana con Fulvio Covalero. Questa coincidenza sta nella passione di Liliana, mai rivelataci da nessuno, per la Formula 1. Qui possiamo anche notare che seguiva la pagina ufficiale della Formula 1 col suo account Facebook. Queste sono le ricerche che Liliana fa col suo cellulare. In data 5/12/2021, ore 19:14 e 16 secondi. Formula 1 2021, gli orari TV e il programma su TV8 e Sky del GP Arabia Saudita. 5/12/2021, ore 19:14 minuti e 24 secondi. Orari diretta TV Sky e TV8, GP Abu Dhabi, Yas Marina Formula 1 12/12/2021. 5/12/2021, ore 19:14 minuti e 35 secondi. Formula 1 2021, gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio del Qatar. 5/12/2021, ore 19:14 minuti e 35 secondi. Formula 1 2021, gli orari TV di Sky e TV8 del Gran Premio del Qatar. 5/12/2021, ore 19:16 minuti. Formula 1 oggi in TV. GP Arabia Saudita, orari diretta Sky e differita TV8. 5/12/2021, ore 19:16 minuti e 1 secondo. Formula 1 oggi in TV. GP Arabia Saudita, orari in diretta Sky e differita TV8. 5/12/2021, ore 19:16 minuti e 23 secondi. Orari Formula 1, dove vedere il GP dell'Arabia Saudita, diretta Sky e differita TV8. 5/12/2021, ore 19:16 minuti e 24 secondi. Orari Formula 1, dove vedere il GP dell'Arabia Saudita, diretta Sky e differita TV8. 5/12/2021, ore 19:16 e 29 secondi. Orari Formula 1, dove vedere il GP dell'Arabia Saudita, diretta Sky e differita TV8. 5/12/2021, ore 19:16 minuti e 33 secondi.
Orari Formula 1, dove vedere il GP dell'Arabia Saudita, diretta Sky e differita TV8. 5/12/2021, ore 19, 16 minuti e 34 secondi. Orari Formula 1, dove vedere il GP dell'Arabia Saudita, diretta Sky e differita TV8. 5/12/2021, ore 19, 16 minuti e 38 secondi. Orari Formula 1, dove vedere il GP dell'Arabia Saudita, diretta Sky e differita TV8. 5/12/2021, ore 19, 16 minuti e 38 secondi. Orari Formula 1, dove vedere il GP dell'Arabia Saudita, diretta Sky e differita TV8. 5/12/2021, ore 19, 16 minuti e 41 secondi. Orari Formula 1, dove vedere il GP dell'Arabia Saudita, diretta Sky e differita TV8. 5/12/2021, ore 19, 16 minuti e 41 secondi. Orari Formula 1, dove vedere il GP dell'Arabia Saudita, diretta Sky e differita TV8. 5/12/2021, ore 19, 16 minuti e 42 secondi. Orari Formula 1, dove vedere il GP dell'Arabia Saudita, diretta Sky e differita TV8. 5/12/2021, ore 19, 16 minuti e 42 secondi. Orari Formula 1, dove vedere il GP dell'Arabia Saudita, diretta Sky e differita TV8. 5/12/2021, ore 19, 16 minuti e 52 secondi. Formula 1, GP Arabia Saudita, oggi in TV. Orari TV8 e Sky, e dove vederlo in streaming. 5/12/2021, ore 19, 16 minuti e 52 secondi. Formula 1 GP Arabia Saudita, oggi in TV. Orari TV8 e Sky, e dove vederlo in streaming. 5/12/2021, ore 19 e 16 minuti e 52 secondi. Formula 1 GP Arabia Saudita, oggi in TV. Orari TV8 e Sky, e dove vederlo in streaming. 12/12/2021, ore 16, 17 minuti e 12 secondi. Formula 1 GP dell'Arabia Saudita 2021, orari diretta TV. 12/12/2021, ore 16 e 17 minuti e 45 secondi. Formula 1 2021, gli orari TV e il programma su TV8 e Sky del GP Abu Dhabi, a Yas Marina. 12/12/2021, ore 16 e 17 minuti e 45 secondi. Formula 1 2021, gli orari TV e il programma su TV8 e Sky del GP Abu Dhabi, a Yas Marina. 12/12/2021, 12/12/2021, ore 16 e 18 minuti e 58 secondi. Formula 1 TV8, orario di inizio gara GP Abu Dhabi 2021. Programma e palinsesto in chiaro da Sport. 12/12/2021, ore 16 e 18 minuti e 58 secondi. Formula 1 TV8, orario di inizio gara GP Abu Dhabi 2021. Programma e palinsesto in chiaro da Sport. 12/12/2021, ore 16 e 20 minuti e 9 secondi. Formula 1 2021, gli orari TV e il programma su TV8 e Sky del GP Abu Dhabi a Yas Marina. 12/12/2021, ore 16 e 20 minuti e 10 secondi. Formula 1 2021, gli orari TV e i programmi su TV8 e Sky del GP Abu Dhabi a Yas Marina. 12/12/2021, ore 16 e 20 minuti e 35 secondi. Formula 1 GP Abu Dhabi, oggi in TV. Orari TV8 e Sky e dove vederlo in streaming. 12/12/2021, ore 16 e 20 minuti e 36 secondi. Formula 1 GP Abu Dhabi, oggi in TV. Orari TV8 e Sky e dove vederlo in streaming. 12/12/2021, ore 16 e 20 minuti e 42 secondi. Formula 1 su TV8, GP Abu Dhabi 2021. Orario gara, diretta in chiaro, programma streaming da Sport. 12/12/2021, ore 16 e 20 minuti e 42 secondi. Formula 1 su TV8, GP Abu Dhabi 2021. Orario gara, diretta in chiaro, programma streaming da Sport. 12/12/2021,
ore 16, 22 minuti e 42 secondi. Formula 1 GP dell'Arabia Saudita 2021, orari diretta TV. 12-12-2021, ore 16, 22 minuti e 47 secondi. Formula 1 GP dell'Arabia Saudita 2021, orari diretta TV. 12-12-2021, ore 16, 22 minuti e 51 secondi. Formula 1 GP dell'Arabia Saudita 2021, orari diretta TV. 12-12-2021, ore 16, 23 minuti e 23 secondi. Formula 1 2021, gli orari TV e il programma su TV8 e Sky del GP Arabia Saudita e Jeddah. 12-12-2021, ore 16, 23 minuti e 24 secondi. Formula 1 2021, gli orari TV e il programma su TV8 e Sky del GP Arabia Saudita e Jeddah. 12-12-2021, ore 20 e 28 minuti. Formula 1 su TV8, GP Arabia Saudita 2021. Orari, programmi, diretta e differita gara in chiaro, da Sport. 12-12-2021, ore 20 e 28 minuti e un secondo. Formula 1 su TV8, GP Arabia Saudita 2021. Orari, programma, diretta e differita gara in chiaro, da Sport. 12-12-2021, ore 20 e 28 minuti e 55 secondi. Formula 1 in TV, dove vedere la gara di Formula 1 di Abu Dhabi oggi, superscommesse.it. 12-12-2021, ore 20 e 31 minuti e 55 secondi. Formula 1 GP Arabia Saudita in TV, orari TV8 e Sky e dove vederlo in streaming. 12-12-2021, ore 20 e 31 minuti e 56 secondi. Formula 1 GP Arabia Saudita in TV, orari TV8 e Sky e dove vederlo in streaming. 12-12-2021, ore 20 e 33 minuti e 58 secondi. Formula 1 GP Abu Dhabi oggi in TV, orari TV8 e Sky e dove vederlo in streaming. 13-12-2021, ore 11 e 29 minuti e 26 secondi. Formula 1, doppio ricorso della Mercedes. Max Verstappen rischia di perdere il mondiale. Cosa è successo? 13-12-2021, ore 11 e 29 minuti e 27 secondi. Formula 1, doppio ricorso della Mercedes. Max Verstappen rischia di perdere il mondiale. Cosa è successo? Quindi in quelle ore calde l'argomento principale che destava l'attenzione di Fulvio Covalero e Liliana era il mondiale di Formula 1, un ottimo argomento anche da trattare davanti a un bel tè caldo o un caffè al bar. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.